Ed eccoci a raccontare la terza corsa del convegno, il premio Rotary Club Valle del Rubicone, dotazione 4.620 euro. È una corsa riservata a cavalli europei di 5-6 anni, vincitori da 5.000 a 15.000 euro in carriera. Andiamo a leggere il campo dei partecipanti. Prima fila per Edin dei Daltri con Daniele Cuglini, al numero 2 Elenoir Treb, Mario Minopoli Junior. Numero 3 Ellie May Dalvio con Ferdinando Pisacani. Numero 4 Ettore Dalvio, René Legati. 5 Flaura con Romano Tamburrano, 6 Fleur Caff con Federico Esposito. Questi ultimi due cavalli i più appoggiati al gioco al momento. Seconda fila, 7 Iolo con Lorenzo Talpo Junior, 8 Furia Laes Simone Mollo, 9 Enea DBL Antonio Greppi, 10 Francisco Benal con Gennaro Amitrano. La macchina ha raccolto tutti i concorrenti, sono quasi tutti ben allineati, ma ne manca solo uno alla pelle che è rimasto un po' discosto. La macchina ora accelera, chiude le ali e i cavalli sono partiti. Davanti a tutti ci va Ellie May Dalvio, alla sua destra rimane Flaura, ancora numero più a destra Elenoir Treb, si mette subito in seconda posizione Edin dei Daltri, mentre viene squalificato il numero 3, se ho ben sentito. Quindi ora prova a essere ancora più incisivo il numero 5 di Fleura che passa davanti a tutti in questo momento. 14-6, stavo guardando il parziale, 14-6 per vedere transitare dopo 300 metri davanti a tutti il numero 5 di Flaura, seconda posizione per il numero 3 di Ellie May Dalvio, e poi abbiamo che arriva subito a destra il numero 6 di Fleur Caff che dovrà costruire la corsa, 29-7 per i primi 400 metri, e poi abbiamo tutta una serie di pariglie che ora inseguono quello che è davanti a tutti, che appunto è Flaura con Romano Tamburrano, 600 metri in 45 e 8, e la corsa ora si è un attimo seduta sulle posizioni che si sono cristallizzate. E nella scia all'esterno di tutti abbiamo il numero 6 di Fleur Caff, dietro di lei Ettore Dalvio, poi il numero 9 di Enea DBL, poi il numero 10 di Francisco Benal. Sono i 4 cavalli che seguono a destra. Abbiamo passato gli 800 metri, andiamo nella penultima piegata con sempre davanti a tutti Flaura, Fleur Caff sempre a girare a destra e la cosa diventa un po' lunga, faticosa. Il chilometro in 1:15 e 4 è ancora spalle indietro Romano Tamburrano e attende che Fleur Caff diventi incisiva. Sarà un match probabilmente, ma attenzione che c'è Ellie May Dalvio che segue sempre dietro con intenzione di approfittare di eventuali cadute. Arriviamo agli ultimi 400 metri, gli ultimi 400 metri che vedono allungare Flaura, si mette in sua schiena a provare a prendere fiato Fleur Caff. Flaura sta guadagnando una lunghezza di vantaggio, sta per terminare la curva conclusiva, 14-5, si entra in retta d'arrivo. Romano Tamburrano ha tutto dalla sua, mancano solamente 150 metri, ora ancora meno, ed è Flaura che va a vincere precedendo Fleur Caff, e poi dalla corda si insinua Edin dei Daltri per il terzo posto. Quindi bellissima vittoria di Flaura, Romano Tamburrano che si porta a casa questa vittoria in modo assolutamente indiscutibile. Quindi la vittoria per Romano Tamburrano che si aggiudica i 10 punti con questa femmina di 5 anni da Remo Gas e Lamborginella. Per ovviamente Ferranti e Sanchez che stanno al training, per la proprietà della signora Tania Favaron che vince questa corsa al terzo posto. Abbiamo il numero 1 come avevamo detto, poi probabilmente il numero 4 di Eiolo che precede il numero 3 di Ellie May Dalvio.